when your tantras both phase in love. E si riparte! Altro giro, altra corsa. Lunedì 20 maggio 2019, l'ultimo giorno del toro. Stanno arrivando i gemellini che ci prenderanno per mano e ci lasceranno in riva al mare. L'estate 2019 è ormai alle porte. Dove andrete in vacanza quest'anno? Se non avete ancora deciso iniziate a pensarci, perché ci siamo quasi. Amo l'estate, la stagione dei viaggi. Anche se io poi con la mente viaggio tutti i giorni. La settimana scorsa sono stato a Lisbona, poi sono salito verso Madrid, Parigi, Berlino, Bruxelles. Poi ho preso un aereo per New York e ora sono tornato a Roma. E non c'è viaggio più duraturo e intenso di quello che facciamo con la mente tutte le volte in cui ci fermiamo e saltiamo sul binario della nostra immaginazione. Sono i viaggi che facciamo ogni giorno, viaggi low cost e senza biglietto. Conosciamo l'orario di partenza, ma ignoriamo quello d'arrivo. Viaggi che possono durare un attimo, una giornata, una settimana, un mese. Musica. Perché c'è la tapparella bassa? Clara, Che c'è? oggi è 20. Ah sì, l'affitto. Come devi venire? Ma che viene a fare? Che io fra 3 settimane sono là. Ma che è giusto spendere tutti questi soldi? Valerio, sbrigati che è tardi! Valerio, dai! Oh, è un secondo! Valerio, dai che è tardi! Valerio, mi parte l'aereo! Cazzo, sbrigati! Valerio, voglio pure io il caffè. Dove stai andando oggi? A Verona. C'ho un meeting. Ma viaggiare stai tu. Eh sì. Diciamo che viaggio pure per te. Quanti sono? 7-8 mila anni che non esci di casa. Che ti voglio troppo bene, ti voglio. Auguroni, compà. Ti sei ricordato? Certo. Non dovevi. Che spendi i soldi?
Evviva il congiuntivo. E visto che rompe a tutti la minchia questa cosa che il congiuntivo non lo usa più nessuno, che appena l'ho visto ho detto questo glielo devo dare a Valerio. Ti piace allora? È bello, grazie. No. Tieni il caffè, no? Valerio lo può fare un po' più forte sto caffè. Qua c'è l'affitto. Grazie. Quando me ne vado, va? Auguroni. E almeno oggi che è il tuo compleanno. Esci, fatti un giro, che fuori c'è il sole, le persone, cose. Oh. Vabbè. Ciao compà. Ciao, Omar. Pronto, Valerio? Mi scusi? Dove stai? Sto giù, sono venuta a trovare la nonna, ma stasera riparto per Milano. Dimmi che c'è, che è successo? No, sto male, ma Che hai? non riesco a respirare. Oh, Valerio, non ricominciare, per favore. No, è vero, ma non riesco a camminare, a muovermi. La mattina faccio pure fatica ad alzarmi dal letto. Ma quello perché non ha niente da fare, amore mio. Niente da fare, mamma, perché non capisci che sto male, mamma? Scommetto che ora stai sul divano, ti sta toccando il cuore ogni 2 minuti per controllare se batte ancora. Perché hai paura che possa fermarsi da un momento all'altro, giusto? Giusto, ma se vuoi mo mi metto un po' di scarpe da ginnastica, esco di casa, mi metto a correre per tutta Roma, così mi viene un bel infarto. Ti piace così? Ma che infarto, Valerio, ma quante volte te lo devo dire? Il tuo cuore è forte, è sano, sanissimo, è resistente, inarrestabile. È soltanto che c'hai un cuore un po' fascista. Tutto qui, e non ne fare sempre una tragedia, su. Senti, io venerdì me ne vado un paio di settimane a Parigi dalla zia. Perché non vieni con me? Dai, che un po' di Francia ti fa bene. Certo sei proprio un incosciente, ma cioè, devi sempre sminuire tutto. Ah già, dimenticavo che siamo aerofobici. Prendiamo un treno. Mamma, la difficoltà respiratoria e il senso di fatica ricorrente sono chiari sintomi di disfunzione cardiaca. E tu lo sai che di disfunzione cardiaca si può pure morire? Valerio, senti a me, senti a mamma tua. Stasera vai a prendere Camilla e andatevi a mangiare una pizza. Andate a ballare, andate al cinema, portala dove ti pare. Ma non startene a casa a deprimerti sul divano. Ma non te l'ho detto che io e Camilla ci siamo lasciati. Ah, e questo è il motivo della disfunzione cardiaca. Vi siete lasciati. Ti ha lasciato lei, giusto? No, non è che mi ha lasciato lei, è stata una decisione che abbiamo preso di comune accordo, diciamo. Vuoi che ci parli io con Camilla? La chiamo. Che parli tu? Ma che parli? Ma senti, fammi chiudere, mi fa venire solo nervoso, stati bene. Ciao, stati bene, ciao. Chiama lei. Valerio. 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 Ti ho portato i soldi dell'affitto. Grazie. Come stai? E come sto? Sto male, non riesco a respirare. Dai, Valerio. Magari è il cambio di stagione, anche a me succede. E cambio di stagione. Chi soffre di estrocardia può andare incontro a disfunzioni cardiache. Con i cuori non si scherza. Dai, Valerio, vieni qua, vieni. Sai che faccio? Chiama mia mamma, che tutte le sere quella va in chiesa a dire il rosario. E le dico di dire una preghiera anche per te, per il tuo cuore. Dai, stai tranquillo, non è niente.
Com'è, io conoscevo una ragazza che aveva l'anomalia cardiaca. Ma stava benissimo. Anzi, era fissata col nuoto. Ma tipo che nuotava un'ora e mezza al giorno. Oh, e poi, quando scopava, ma tipo che mi picchiava, mi spostava, mi buttava dal letto. Oh, era una cosa incredibile. Sì, scusa, però perché dici che era? È morta questa? No, è che non la vedo da un po'. Da quanto? E che sarà un annetto, forse? E da quando è che non la senti? Un anno, t'ho detto. No, tu mi hai detto che non la vedi da un anno, non che non la senti da un anno. È diverso. Minchia, compà, ma sei pignolo. Vabbè, è un anno che non la sento e che non la vedo. Cioè, questo è un anno che non si fa sentire. Abbassa la voce. Nemmeno messaggi, niente, proprio niente. No, ma perché io ho detto io di non farsi sentire più. Se no, minchia, ti giuro. E senti, prova a sentire, a chiamarla, sta ancora viva, vedi? Ma che sei pazzo, ma che chiama? Sta ancora viva, chiamala, vedi? Come, ma sei pazzo, non la sento da un anno. Che gli dico, la chiamo? Ciao Elena, come stai? Ah, niente, no, t'ho chiamato perché volevo sapere se eri ancora viva. Elena si chiama questa. Allora, dammi il numero che la chiamo io, fammi vedere. Come, ma che dici? Ma che sei pazzo? Ma poi, ma metti che è morta, ma te che ti cancia? Che ti cangia, che sei morta lei, oh, ma posso morire pure io. Ma che dici? Amore, io sono pronta. Sì, andiamo. Come, noi ci andiamo a mangiare una carbonara da hotel, perché non vieni pure tu? La carbonara da hotel. C'ho i petti di pollo nel frigo, quelli poi se non li mangio io vanno buttati. Ma serio sei? Petti di pollo di domenica? Combato vero male stai. Beh, con l'olio e il limone vengono bene, no? Non ti preoccupare. Amoni va. Ciao Valerio. Saluta mio Tello. Finalmente se ne sono andati. Io quella proprio non la sopporto. La deficiente. Io mi faccio una bella cosa di maiale. Tu la vuoi? No, c'ho i petti di pollo nel frigo. Questo fatto del cuore, devo pure stare attento al colesterolo. Vabbè, se scarti la parte grassa. Vabbè, dai, se scarto la parte grassa magari. Finisciti sto pezzettino. No, finiscilo tu. Non ne voglio più. Sei sicura? Vale, sto fumando. Ah, vabbè, dai, se no si va a buttare, peccato. Certo che io non so come fate tu e Omar, siete proprio strani. Non vi parlate mai. Quando vi parlate è per mandarvi a fanculo, e poi... E poi? E poi state sempre a... Ti fai i cazzi tuoi? No, io non è che per giudicare, è solo che io non capisco come fai ad andare a letto con uno che non sopporti. Oh, nell'ultimo periodo mi avrei detto di mandarlo fuori di casa almeno 10 volte. No? Ma che hai fatto? Che ho fatto? Hai mangiato pure il grasso. Vedi che ti fa male. Ti fa salire il colesterolo. Sorridi, figlia mia, che la tristezza porta sfiga. Notte, papà.
Valè, Oh, guarda che non ho prelevato. I soldi dell'affitto te li porto stasera o domani, ok? va bene. Buona giornata. Dove vai? A Palermo, torno stasera. Non c'hai paura? E di cosa, scusa? E se l'aereo cade non hai scampo. Cioè, muori di sicuro. Quando ho paura, sai che faccio? Penso a Benedetta Parini, una mia compagna del liceo. È morta 5 anni fa, al supermercato mentre faceva la spesa. È caduta a terra ed è morta. E lei mica aveva paura di cadere. Vale, la paura non ti salva la vita. Ce l'hai o non ce l'hai, è uguale. Se devi cadere giù, cadi. Io vado. Ciao ciao. Ciao. Pronto? Amore, tanti auguri! Grazie, ma... Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, vale mio, tanti auguri a te. Beh, come festeggi oggi? Faccio una canna, ma... Cosa? Eh sì, ero indeciso fra una canna di erba e una striscia di cocaina. Solo che poi ho pensato che la striscia di cocaina potrebbe essere deleteria per il cuore. Anche perché io poi non l'ho mai provata e non so come potrebbe reagire il cuore. Allora ho detto a Ivano di portare un po' di erba, così... Ma quanto sei scemo, non cambi mai. Aspetta. Oh, ti devo lasciare che è arrivato Ivano. Valerio, aspetta. Valerio, perché non mi vieni a trovare? È quasi un anno che non ci vediamo, Va bene. Sì, che sono impicciato col lavoro, ma... E parti venerdì e la domenica sera sei già a Roma. Dammi 2 settimane, finisco 2 pezzi e salgo, dai. Scusa, perché non li scrivi qui da me i tuoi pezzi? Va bene, no. Va bene, ciao, ma stati bene, ciao. Valerio! Valerio. Camilla. Ho provato a telefonarti per farti gli auguri, Valerio, ma tieni sempre il telefono spento. E sta scarico il telefono. E caricalo, no? Ho perso il caricabatterie. Tanti auguri. Grazie. Ti sei ricordata? Certo che mi sono ricordata. Tieni. Cos'è? È un regalo di compleanno, tu che dici? Lo vedo. Sta pure il fiocchino, sta. Me lo fai un caffè? Sì, certo, il caffè te lo faccio subito. Vediamo. Anzi no, Valeria, magari il caffè lo faccio io, tu vatti a vestire, vai. Vai. Parlane, delizie ritrovate, ma spiegami. Chi te li ha consigliati adesso che io sono troppo solo, adesso che io amo solo me. Muoviti, non vedi che sono stanco, muoviti. Sul tuo lenzuolo bianco, troppo bianco per accendermi e farmi naufragare, troppo bianco per non fingermi, ridotto il tuo volere. Fra schiavi si capisce che non vince mai nessuno. Tu vorresti incatenarmi per non farmi respirare, tu vorresti imprigionarmi per non farmi lavorare. Finito. Te la leggo? No. Come no? No, Valerio, ti ho detto di no. Come incontrare un amico. Anzi no, non un amico di un amico, un conoscente. Lo incontri dopo anni, parlate un po', poi pensi, ma perché ci siamo persi di vista? E poi capita che quello inizia a raccontarti la sua vita e ti rendi conto che quell'amico dell'amico in realtà non lo conoscevi affatto. Camì, senti, in quest'ultimo romanzo Yari Bondi ci parla di una vita, probabilmente la sua, incredibilmente drammatica e ce la racconta con un'oscena sincerità. Una vita vista come una femmina gelosa che ti sorride solo quando si avvicina un'altra donna.
Senti, Camilla, la morte. Valerio! E io me ne vado. Te ne vai? Dove vai? Forse è meglio che per un po' non ci vediamo. Non mi cercare. Ti chiamo io, ok? Ciao! E allora adesso spogliati, lontano dalla stanza non ti spogliati. E spreca le parole per accompagnare bene il silenzio che conviene a tutti e due. Spogliati, lontano dalla stanza non ti spogliati. E spreca le parole per accompagnare bene il silenzio che conviene a tutti e due. Parlami dei vizi ritrovati, avanti spiegami. Chi te li ha consigliati adesso che io sono troppo solo, adesso che io amo solo me. Valerio, in 7 mesi tu non mi hai chiamato nemmeno una volta. Com'è? Tu mi hai detto di non chiamarti. Valerio, ma sono cose che si dicono. Cioè, mi potevi mandare un messaggio per sapere come stavo, invece niente, sei sparito. Tu sei sparita. Cioè, se tu mi avessi detto a me, Valerio, io me ne vado, basta, però chiama quando vuoi. Ogni tanto, io ti avrei chiamato. Valerio, ma tu veramente fai? Tu mi hai detto di non chiamarti. Valerio, ma non te lo dovevo dire io, lo dovevi sentire tu. Cioè, a te non ti è venuto nemmeno il pensiero di prendere il telefono in mano, di chiamarmi, di sapere come stavo, se ero viva, se stavo a Roma, se ero morta, schiattata, fidanzata, incinta, niente. Tu mi hai detto di non chiamarti, Camilla. La verità è che tu non mi hai cercato perché non mi hai mai amato. Perché se tu mi avessi amato un pochino, io non dico che ti saresti appostato con la tenda sotto casa mia per aspettare che la mattina uscissi e la sera rientrassi per parlare un pochino. Ma almeno una telefonata, Valerio. Una per dirmi mi manchi, eh? Una, Valerio. Una telefonata in 7 mesi. Una cazzo di telefonata, Valerio, in 7 mesi, una! Sì, e poi se ti chiamavo tu mi dicevi Valerio, te l'ho detto che non mi devi proprio chiamare. Senti, Valerio, con te è proprio inutile parlare. Basta, io me ne vado. Dove vai? Ci vediamo, eh? Cioè no, non credo che ci vedremo più. E aspetta, Camilla, il regalo, com'è il regalo? Ma vaffanculo, Valerio! È arrivato Ivano. Devi salire dall'occhio mare e mi s'ambietta a me non dispiace. Sto cuore mi fai sbattere come l'onna quando il cielo è scura. Prima mi dice sì, poi roce mi fai morire. Buon compleanno, amico mio. Iva, non è che mi fa male. Da me, Valè, fumati sta canna. Sai, va, fumala tu. Da me. Accenditi sta canna. Sei sicuro, Ivano? Buona, buona. Chi te l'ha data? Pure se te lo dico chi me l'ha data, mica lo conosci.
Vabbè, per sapere. Tony Carro Armato me l'ha data. Tony Carro Armato. Che cazzo è Tony Carro Armato? Uno. Oh, se lo vedi, è smilzo magro magro, con la faccia tutta scavata. Lo chiamano carro armato per antonomasia. Che senso? È perché è smilzo, no? E allora per antitesi, ignorante. Antonomasia. Antonomasia è quando uno è bravo a fare qualche cosa, che ne so, è bravo a scrivere, lo chiamano Dante, a giocare a pallone, Maradona, a dipingere, Caravaggio. Vabbè, sì, dai, fammi fare un tiro pure a me. Oh, ma perché stasera non organizziamo una bella festicciola per il tuo compleanno? Dai, cucino io, faccio le pizze. Non ti sento. Stasera perché non facciamo una festa per il tuo compleanno? Faccio le pizze. Dai, me, che stasera manco lavoro. Sì, preso il giorno di ferie del mio compleanno. Il lunedì la pizzeria sta chiusa. La pizzeria lunedì sta chiusa per antonomasia. Ma quando si sto, Per antonomasia. Signor Valerio! Signor Valerio! Signor Valerio! Oh, signor Valerio! Oh, signor Valerio! Tiriamo su. Signor Valerio! Signor Valerio! Valerio? Valerio! Valerio, ci sei? Rispondi. Valerio! Oh, Vale, ehi, ci sei? Valerio. Guardami. Guardami. 80, 120, 76 battiti. La pressione va benissimo. Guardi, sarà stato un leggero collasso, un po' di stress forse. Sta lavorando molto in questo periodo? La notte dorme? Dico almeno 5-6 ore a notte riesce a dormire? Pure 7, 8, diciamo. Dormire 8 ore a notte va più che bene. Potessi dormire io 8 ore a notte, guardi. Senta, dottoressa, non è che questo problema è dovuto alla mia destrocardia, no? Ma no, non c'entra niente, stia tranquillo. Che lavoro fa lei? Sono un critico letterario. Ah, bello. Io volevo studiare lettere, sa. Poi mi hanno insistito per farmi diventare un medico. Dicevano che con la laurea in lettere avrei fatto la fame. Ma... Un medico guadagna di più di un letterato. Ma io mica ce l'ho una casa bella come la sua. C'è pure il biliardo. Quello di mio padre. Casino spostarlo. Ah, quindi lei è ricco di famiglia? Benestante, diciamo. Beato lei. Comunque se lo faccia qualche esame. 2 analisi del sangue, un elettrocardiogramma, giusto per stare più tranquilli. E non fumi marijuana se non la regge. Quando siamo entrati ci stavano odori di erba. Lo so. Ci siamo fatti uno spinello piccolo piccolo, non è? E sarà per questo, dottore. E non regge il fumo, è collassato, no? Fumi regolarmente, te? Marchi, stai zitto, per favore. No, è che... Sì, oggi è il compleanno mio. E il mio amico Ivano ha portato da fumare. Ma che cazzo stai dicendo, Vale? Sta scherzando, eh? Mica siamo sbirri, state tranquilli. Qualche cannetta sapevamo pure noi. Rengoni! Dottore è fuori dal lavoro. State zitti. Va bene così, va bene così. Senta, signor Pavazzini, che le devo dire? Per qualche giorno stia a riposo. Poi, se quando sta meglio si vuole fare qualche esame, male non le farebbero, eh? Comunque stia tranquillo. Credo sia stato semplicemente un leggero collasso dovuto all'assunzione di cannabinoidi. Ma almeno l'erba era buona. Ce l'ha portata Tony Carro Armato. No, ma figurati, anzi, sì. No, ma grazie del pensiero, sì. Ma va, no. Dai, poi ci sentiamo. Vabbè. Dai, ti chiamo io. Ciao. Sì, ciao. Scusami che la zia quando comincia a parlare, peggio di mamma. Come stai, Ricky? Tutto a posto? Come devo stare? Normale, sereno variabile. Sì, però
solo che tu sei sempre un po' sereno variabile. Sempre. Vabbè, ti faccio un caffè, che cosa... No, magari mi fumo una sigaretta, posso? No, meglio di no. Col fatto del cuore, il fumo passivo mi fa male. Ah sì, è vero, scusa. Vabbè, hai portato i soldi. Ah sì. Anzi, scusa per il ritardo, Che si fa? La rapina alla banca? Se magari. Oh, Valerio, io di più non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. E quella là mi sta prosciugando il conto. E il bambino, e deve andare dal dentista. E lo dobbiamo iscrivere alla piscina che mo tiene un inizio di scoliosi. E poi la pallacanestro, e i vestiti, e il corso di chitarra. Oh, dove li devo trovare tutti sti soldi? Amore. Ti sposi, poi fai figli, poi ti lasci e cominciano i problemi. Ma te chi te l'ha fatto fare? Che con lo stipendio che prendevi da solo potevi campare benissimo. Oh, che c'entra? Però io al bambino gli voglio bene. Che c'entra il bambino? Non ti sei messo in mezzo in un mare di guai, mo. Ma vabbè, lo so. Non rido più, non mangio più, sto sempre nervoso perché non so dove cazzo devo andare a trovare sti soldi. E poi quella stronza, fosse per lei, nemmeno il bambino mi faceva vedere. Quella soltanto ai soldi pensa, solo i soldi vuole. E mo lo sai che ha fatto? Se n'è andata a Milano dai genitori, che dice che vuole fare l'artista. Mo tutti artisti so. E io Giacomino lo posso vedere sempre veno. E mi devo accollare pure le spese del viaggio, hai capito? Ma io dove li trovo sti soldi? Vabbè, sto mese facciamo 500, non ti preoccupare. Grazie, sei un amico. Dai, facciamo pure il prossimo. Veramente? Grazie, amico. Io veramente non so come ringraziarti. Eri, facciamo 500 fino a settembre e poi vabbè da ottobre torna a darmi 700, va bene? Vabbè, da ottobre riprendo a darti 700 che magari intanto mi trovo un altro lavoretto. Anche perché la casa dove stai tu, se la metto ad affittare come quelle che ho a Tiburtina, ci faccio 2000 euro con gli studenti, Che lo so che quella è una zona bella. Stai al centro là, zona universitaria. Certo, è piena di studenti, tutti sorridenti, felici. Che cazzo ti ridi? No, tu, gli studenti. Quello è il periodo in cui sei convinto che ti puoi inculare la vita. E invece poi è la vita che ti si incula a te. E a te proprio alla grande c'è andata... Alla grandissima. Capito come mi sento, Vitto? Mi sento come un uomo in riva al mare. È primavera, siamo ad aprile, maggio. Ci saranno 24-25 gradi. Fa caldo. L'acqua è ancora fredda. Ed è proprio quest'acqua che mi blocca. Capito, Vitto? Mi stai ascoltando, Vitto? Sì, ho capito, mo, però non so che dite, io non sono una psicologa. Vuoi che ti faccia un pompino? Io sto parlando di cose serie e lei pensa al pompino. Come se tutti i problemi del mondo si risolvessero con un pompino. Un pompino non risolverà i problemi, però fa sta bene l'omini. Tutti gli uomini piacciono i pompini. A te no, sei strano. Ma non è che c'hai bisogno di una psicologa per davvero? Amo, dai, ti faccio un balletto. Un balletto, Vitto. Vabbè, mo, dai. Io vado che c'è un altro appuntamento. Però i 50 euro mi piglio lo stesso perché ti ho fatto il balletto. 50 euro per un balletto. Io per sta qui a sentirti ho perso un altro cliente.
lo so io. Se vediamo la prossima settimana. Però, se non vuoi scopare, mi avvisi, io non vengo. Poi, se tu vuoi io vengo lo stesso, io vengo, te me paghi, io t'ascolto. Però non ti dico niente perché io non sono una psicologa. Però t'ascolto, ok? Vabbè. Ciao, mo. Ciao, ciao. Oh, Vale. Mi sa che mi sono innamorato. Mango. Una cassiera bellissima. Si chiama Nadia. Il nome è un po' brutto però, eh? Vabbè, sicuramente non trascendentale. In che senso, scusa? Non è bellissimo. È un nome di merda. Ma no, di merda. Comunque bellissimo, eh? Bionda, d'occhi azzurri come piace a me. Poi è simpatica, eh? Simpaticissima, non se la tirava per niente. Siamo stati un sacco di tempo. le liquirizie? E poi quando me ne stavo andando mi sono girato verso di lei e le ho detto: scusa Nadia, io mi chiamo Ivano. Eh sì, perché io lo posso sapere come ti chiami tu perché ce l'hai scritto sul cartellino, ma tu non puoi sapere come mi chiamo io perché non ce l'ho scritto da nessuna parte. Bisognerebbe fare le magliette con i nomi. Sì, tipo, che ne so, Ivano, Nadia, no? Eppure con i cognomi. Sì, specialmente in una città come Roma, dove, che ne so, tu stai sull'autobus, vedi una che ti piace, però non sai come si chiama, non sai come contattarla. Invece, se questa indossa la maglietta col nome e il cognome, tipo, che ne so, Elisa Bianco, no? Tu cosa fai? Ti scrivi il nome, poi torni a casa, vedi, la cerchi su Facebook e se la contatti. E se Elisa Bianco non sta sopra Facebook? Vabbè, che mica sono tutti come a te, Vale, voglio dire, oramai il 90% della popolazione sta su Facebook. Vabbè, fai finta che questa Elisa Bianco su Facebook non sta, che come a me. Vabbè, allora facciamo finta che questa Elisa Bianca come te non sta su Facebook, però magari, che ne so, il destino te la fa rincontrare in metropolitana un anno dopo. Tu la vedi, leggi il nome sulla maglia, Elisa Bianco, e ti ricordi che era la ragazza che avevi visto un anno prima sul 67. A te non è mai capitato di innamorarti così per caso di una sull'autobus? No, mo, prima, quando uscivi, a te non ti è mai capitato di vedere una sull'autobus e di innamorarti, di andare in fissa, poi cercare per pensarci tutti E va, io prendevo lo scooterone, non prendevo l'autobus. A proposito, paga l'assicurazione che sta scadendo. E io lo devo pagare. E chi lo sta usando lo scooterone? Io? Ho capito, ma almeno facciamo a metà, no? E va, l'assicurazione la paghi tu. Vabbè, allora la pago io, però lo scooterone lo uso solo io. E finché l'assicurazione è coperta con i soldi miei, lo scooterone lo uso solo io. Ancora poi, non lo so, ti viene in mente di uscire, no? Da casa, perché prima o poi dovrai uscire da questa casa, vero? Senti, che ci dobbiamo mangiare oggi? Perché hai preso tutta sta farina? Che dici? Faccio una bella carbonara. A proposito, qua sta il resto, te lo metto. Sì, la carbonara con la farina. No, la farina per stasera, perché devo fare le pizze. Siccome ho invitato un po' di amici, un po' di persone, è il giorno del tuo compleanno oggi, e la vogliamo fare una festicciona, sì o no? Iva, ti ho detto che non lo voglio festeggiare il compleanno mio. Tu? Ma io sì. E il compleanno di chi è? Il tuo? Fusilli e bucatini. Ma no, Ivano! Certo che è strano, no? Stavo pensando, tu adesso vivi in un luogo X, cioè stai a Roma, però potresti vivere in qualunque altra città del mondo, che ne so, New York, Milano, Pechino, a Taranto, però col fatto che stai sempre dentro casa, la città fuori non esiste, si annulla. Per dirla filosoficamente, è come se tu vivessi in un non luogo. Sì, però io non c'ho voglia di festeggiare il compleanno mio. Come non c'hai voglia? Ma se ho già comprato tutti gli ingredienti per fare le pizze, poi ho già avvisato tutti i miei amici e quelli conoscendoli ti hanno fatto pure il regalo. Quante persone hai invitato, Iva? No, mica ho invitato tante persone, che ho invitato? Gloria, Miranda,
Alberto, Gianni, Valentina, Saretta, Lucio. Chi è Gloria, Gianni, Saretta, Lucio? Chi Vale, sono? non ti preoccupare, sono amici miei, gente positiva. Positiva, vabbè. Cioè, io già non ho voglia di festeggiare il compleanno mio. Poi, se proprio lo devo festeggiare, lo festeggio con gli amici miei. Scusi, non con Gloria, Gianni, Mario, Franco. Cioè, chi sono? Vabbè, Vale, guarda che se vuoi puoi invitare pure qualche amico tuo, che la pizza sta per tutti, Grazie che mi concedi questa cosa qui. Ci mancherebbe, il compleanno è il tuo, eh. Oh, ma che ore sono? Oh, cazzo, le 2:10. Devo scappare. Devo scappare che alle 3:30 devo stare in facoltà. C'ha l'esame lui. C'ha l'esame. Pronto? Sì, ciao Marta. Sono Valerio Pavazzini. Ehi, ciao Valerio! Come stai? Bene, che piacere, da quanto tempo? E tu come stai? Come sto? Normale, la solita vita. Senti, oggi è il mio compleanno. Ma dai, auguri! Stiamo organizzando una festicciola a casa mia, io e mio amico. Facciamo le pizze. Se ti va di venire, mi fa piacere. Dai, sì, vengo volentieri stasera, tanto sono libera. Io a 700 non me la posso proprio dare. Senti, io guadagno 1.200 euro al mese, eh? Come faccio a darti 1.000 euro a te? Come? Lo so, ma io quella lì la do via 1.200, 1.300, 1.400 pure. Stai con gli albani, ce la metto sotto casa. Ma che me ne faccio dalla metro sotto casa io? Scusa un attimo, e guarda sta ragazzina. Guarda un attimo, non te fa un po' pena? Un po' dico, La ragazzina, ma che c'entra? Come che? Senti un po'. Questa manco è figlia mia, va bene? Io ho avuto una storia con la madre che è morta la mamma, ed è rimasta sola. Non c'è nessuno, c'ha lo zio? No, non c'ha lo zio, non c'ha papà, no, nessuno. Sta da sola con me. Sono 3 settimane che dormivo dentro la macchina, 3 settimane. E ti dico una cosa, io o trovo una casa o mi tocca portarla in orfanotrofio. Vedi? Lei vuole stare con me? Vabbè, l'orfanotrofio, non esageriamo. Lei vuole stare con me, vero? Facciamo 700. 700, grazie. 700. E quindi, seguendo quello che è il pensiero di Jean-Jacques Rousseau, quando Giacomo Leopardi parla di pessimismo storico, non fa altro che contrapporre la ragione alla natura. Natura vista come una madre benigna che vuole creare un rapporto, diciamo, innocente e primitivo con l'uomo. Rapporto che però l'uomo non vuole perché dotato di ragione corruttrice, quindi nemica di ogni grandezza e lo re. E mi stai sentendo, lo re? Sì, ti sto ascoltando. E che ho detto? Ti sembra chattare con quel coso, stai? Dai, stava rispondendo a messaggi, era mia madre. Vedi che tu fra 2 settimane c'hai l'esame, lo re. Lo so. Lo so. Che dobbiamo fare? E che volevo fare? Vedi che io e te siamo coetanei, io mi sono laureato 5 anni fa e tu stai ancora qua, a chattare. E io ti ricordo sempre che te sei nato a maggio e io a gennaio. Quindi se passiamo quasi un anno, come famo a essere coetanei? A proposito, quando è il compleanno tuo? Oggi. Anche il compleanno mio. Oggi? No, cazzo, grande! Ma allora devo festeggiare, fanculo Leopardi, andiamo a giocare a stecca, dai! Come fanculo a Leopardi? Non ti permettere più, Scusa. Fanculo a Leopardi. Chiedo Venio. Fanculo a D'Annunzio si può dire? Beh, fanculo a D'Annunzio si può dire, sì. Lunedì sono critico, penso proprio buttato via il mio weekend. Ho l'umore nero ed è nera la metà
Ci immergiamo nel magico mondo del pessimismo storico? Anche no. Come no? Scusa, Cioè, vedi che tu l'esame fra 2 settimane non lo dai. Mi sa di no. Non ci sto a la testa sto periodo. Ma perché, scusa? Per colpa di sta cazzo di tecnologia che manda tutto quanto a puttane. E perché che fa la tecnologia? Tu prendi Giacomino Leopardi, no? Quello Silvia c'aveva. S'affacciava dentro i veroni del Paterno Stello e quella era. La via del cocchiere, prendere o lasciare. Che poi sta Silvia era pure in cesso, noi che ne potevamo sapere. Sì, allora che poi si chiamava Teresa. Teresa Fattorini, lo so, ma non stiamo a fare lezione di letteratura, qua stiamo a parlare che la tecnologia è la tomba dell'amore. Tecnologia che è la tomba dell'amore. In che senso, scusa? Vale, Giacomino Leopardi non c'aveva Facebook, non c'aveva Instagram, non c'aveva WhatsApp, non c'aveva Tinder. All'epoca non ci stavano i telefonini. Era molto più semplice essere fedeli. All'epoca dei Leopardi, di Dante, una era. Figa, la donna amata era una. Quello c'era la Silvia, quell'altra Beatrice. E poi io lì stavo a parlare dei tuoi casi disperati perché manco ci combinavano niente. E che oggi è tutto diverso. Tu prendi me per esempio. Io sto con Viola da 6 anni. E ci sto da paura, la amo da impazzire. E probabilmente domani ci farei pure una famiglia. Sto a parlare seriamente, sai? Sì, lo so. È che secondo me all'epoca dei Leopardi, di Dante, dei Manzoni, ma pure di mia madre e di mio padre, era tutta un'altra storia. Cioè prima c'avevi rapporto con una persona più distaccato, ma allo stesso tempo più sincero, più intenso. Ma non distaccato perché non te fregava niente. Cioè nel senso, te ci vedevi, sì, ma non te ci scrivevi ogni secondo, ogni minuto come adesso. Al massimo gli potevi scrivere una lettera, una tantum. È che oggi su ste chat si riempimmo di parole, di stronzate. Ma te lo sai quante pischialle mi sono rimorchiato l'ultimo mese? E a tutti gli dica la stessa cosa. Gli dedichi le stesse poesie, gli faccio ascoltare le stesse canzoni. Sei bellissima, sei una creatura meravigliosa. Persone come te colorano il mondo. Ah, vale, persone come te colorano il mondo. Basta un messaggino su WhatsApp o su Facebook. Se chatti un po' e tempo un mese te le sei bombate. E così l'amore va a puttane. Per colpa della tecnologia. E non è un caso che aumentano omicidi passionali. E grazie al cazzo. Se la tecnologia aumenta nelle corna è normale che aumentano omicidi passionali. Complimenti vivissimi. Interessante la teoria della tecnologia che manda a puttane l'amore. Quindi tu ora stai male perché nell'ultimo periodo hai tradito Viola non so quante volte per colpa della tecnologia, diciamo. Hanno suonato. Oh, stanno a suonare. Ho capito, mica sono sordo. Beh, da aprì. Sì, no. Un attimo. Oh Bruno, ho litigato con mamma. Sì, però non nel bagno, Bruno. Bruno, non nel bagno, Bruno. Oh! Esci! Ma che è successo? Madonna, questo è l'ultima volta, 2 ore nel bagno è rimasto. 2 ore? Ma chi è? È uno che abita sopra casa mia. Disperato. Aspetta, Bruno! Da Bru, esci, parliamo, Bru! Bru, te la faccio la camomilla, Bru! Lasciami stare! La camomilla! Bruno! Bruno? Bruno? Mio figlio sta qua? Sì, si è chiuso ancora nel bagno, Mari. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, Vale. Non fare così, Stai tranquilla.
Lo vedi tutto il giorno seduto sul divano a guardare sti cazzo di film. Mi viene una rabbia, guarda. Lo so, che ci devi fare? Questa è la passione sua, cioè... E quando muoio io, questo che cazzo deve fare? Come campa questo? Mica lo pagano per stare tutto il giorno sul divano a vedersi i film. Maledetto cinematografo, maledetto! Me l'ha rovinato. Vuole fare l'attore, vuole fare. È arrivato Marcello Mastroianni. Bruno? Lasciami stare. Bruno, dai! Andiamo a casa. Ti faccio un bel panino con la mortadella, eh? Lo vuoi un bel panino con la mortadella? Lasciami stare, vattene! Questo mi fa diventare pazzo, questo non lo sopporto più. Scusami, Vale, ti dobbiamo sempre rompere i coglioni. No, tranquilla, Maria. Mo' è inutile che stai qua, vai a casa perché tanto lo sai, Bru mo non esce, mo. Scusami. No. Scusami. Scusa. Ecco, è che io non ce la faccio più con questo. Mi fa diventare pazza. Io non so badare a me stessa e devo dare a sto deficiente. Ma io un giorno o l'altro giuro che mi ammazzo. Così voglio vedere come campa questo. Mamma mia, che situazione. E noi andiamoci a fare altri 2 tiri a biliardo. Che stiamo a fare qua? Andiamo. Ciao. Ma se ti scappa da pisciare come fai? Vado dalla signora Maria. Pronto? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Oh, Checca, come stai? Ehi, fratellone. Ehi, tanti auguri, amore mio, e tanti bacetti. Grazie mille. Grazie. Senti, ma ti ho mandato un messaggio a mezzanotte, ti è arrivato? Non so neanche dove sta il telefono, l'ho perso. Ecco, bravo, il solito Valerio. Ma lo sai dove sto? Dove stai, a Madrid? Ma che Madrid, vaffanculo alla Spagna, mi ero rotta le palle. Sono a casa. A casa? E che stai a fare a casa? Ma lo sai che cosa mi è successo? Ero a Madrid, in questo locale fighissimo dove vado spesso, organizzano eventi culturali, cinema, teatro e niente, c'era questa ragazzetta italiana che presentava il suo libro di poesie e a un certo punto ha letto una poesia sulla Puglia. Ti è venuta nostalgia di casa? No, è che appena ho sentito Puglia ho preso il telefono e ho fatto un video, ma così, in automatico. E poi questo video l'ho visto, l'ho rivisto. Alla fine la poesia me la sono scritta. Te la leggo. Ti comprendo solo da lontano, misurando il passato con stazione di ricordi, cercandoti tra avanzi di nuvole e nebbia senza mai trovarti. Ho dovuto sfregiarti per riuscire a lasciarti, perderti per capire di amarti. Ho pianto per 2 giorni, come una deficiente, e poi alla fine mi sono detta: cazzo, Francesca, sono 2 anni che sei in giro per il mondo, devi tornare a casa. E niente, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo e adesso sono qui. Ho comprato un chioschetto sul mare, tra un mese apro, ma poi a settembre si vedrà. Tu sei pazza, lo sai? Ma sei da papà? Certo che sono con lui. Dovresti vederlo, è contentissimo. Non fa che dirmi ti prego, rimani, non te ne andare. Dice che siamo degli stronzi, io, te e mamma. Che l'abbiamo abbandonato. È invecchiato tantissimo, lo sai.
Oh. Ho fame. La mortadella è finita, mangiati un biscotto. Ho ammazzato un tedesco. No, Bruno. Per favore, non ricominciare. Dai. Gli ho tagliato la gola. L'ho trovato mentre stava stuprando una ragazzina. L'ho preso alle spalle. Mi sono avvicinato, piano piano, lentamente. Se no, se quello mi sentiva, si girava e mi sparava. Mica ci pensano 2 volte i tedeschi prima di sparare. L'ho raggiunto. L'ho acchiappato. L'ho stretto con il braccio e gli ho tagliato la gola. Che io nei pantaloni porto sempre il coltello, quello grande che uso per tagliare il pane. Che con tutti questi tedeschi mica c'è da fidarsi. Un'arma ci vuole e io la pistola non ce l'ho. L'ho scozzato come un vitello e il sangue cadeva sul culo della ragazzina che stava nuda, stava piegata a 90 con il coso di quel tedesco infilato nella patata e piangeva. Quando ha visto il tedesco cadere, si è tirata giù la gonna ed è scappata via, senza nemmeno dirmi grazie. Forse non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi in faccia. Secondo me si è vergognata, perché le ho visto il culo. Che film è questo? Non è un film, è vita. L'ho scritto io. Bruno. Mangiati un biscotto. Mangia. Pronto? Buon compleanno, Valè. Ciao Presidente, grazie. Grazie, ti sei ricordato? Certo che me lo sono ricordato. Mi sono mai dimenticato? Oh, ho provato a chiamarti un sacco di volte sul cellulare, ma sei sempre raggiungibile. Ho dovuto chiamare tua sorella per farmi dare il tuo numero di casa. Ma lo sai che sta qua? Si è comprato un chioschetto di Valmare. Eh sì, me lo ha detto, sei contento? Ma certo che sono contento. Ma perché non vieni pure tu? Oh, qua comincia a fare caldo, Vieni a farti un weekend, così ci andiamo a fare un bel bagno al mare. Oh, papà, io non c'ho tempo, sto incasinato col lavoro, pure mamma mi ha detto se andavo a trovarla a Milano, però... A maggio, quasi giugno, tu preferisci andartene a Milano piuttosto che venire in Puglia a farti una bella nuotata, una bella mangiata di cozze di Valmare, un bel vinello bianco, Dai, ti prenoto l'aereo, quando vieni? Ma papà, io sono aerofobico, te lo sei dimenticato? Vabbè, prendi il treno, da qua quando ci vorrà 4 o 5 ore, no? Senti, ti devo lasciare adesso. Sì, mi hanno suonato. Va bene, ciao. Ciao. Sì. Evelina. Ciao Vale, senti, devo scappare in comunità, c'è un'emergenza con un ragazzo. Non è che Filippo può restare un'oretta da te? Vieni, non ti preoccupare. Scusami, che questo si prende paura a restare a casa da solo. Mi prendo paura, ma no. Vabbè, non c'è problema, dai. Vabbè, io vado. Grazie Valerio mio, sei un amore. Una sera di queste sei ospite a casa mia, ti preparo una bella cenetta. Non ti preoccupare, non c'è problema. Vabbè Valerio, abito al piano di sopra, non è che devi uscire proprio di casa, 2 scale devi fare. Ma poi vediamo, dai. Vabbè dai, al massimo mangiamo qua, cucino io però. Va bene, a dopo, ciao. Ciao.
Facciamo storia? No, dai, per favore. Come no? Ma perché non ci mettiamo un po' sul divano, ci vediamo la TV? A quest'ora su Sport 83 fanno il wrestling. Il wrestling? Filippo, il wrestling? Quante volte ti devo dire che la televisione ti spegne il cervello? Tu calcola che un uomo passa 5 ore davanti alla televisione al giorno. Tieni conto che noi in una giornata abbiamo 15-16 ore, perché 7-8 le passiamo a dormire, no? Se tu passi 5 ore davanti alla televisione, spegni completamente il cervello. Allora, sto cervello è spento. Lo vogliamo riaccendere questo cervello? Ma, allora, parliamo di Federico I Hohenstaufen, meglio noto come? Federico Barbarossa. Nato a? Wimbledon nel 1122. In che anno divenne l'imperatore del Sacro Romano Impero? 1155. Sto da creare un mostro. Grazie, Vale, ti sei messo a cantilena con questo Federico Barbarossa. Ormai me lo sogno a notte, è diventato un incubo. E proprio per questo tu un giorno mi ringrazierai, lo sai? Perché la cultura rende liberi. La cultura rende... Liberi e vivi. Ah. Vale, ma adesso facciamo una partita a biliardo. Ah, partita a biliardo. No, mangiati la brioche, mangiati. Partita a biliardo. Valerio! Valerio! Così non può andare avanti. Dove sei, Valerio? Tu devi lasciarlo. Ho detto lascialo. E basta questo telefono, basta. Silenzio. Valerio! Valerio! Lo zio. Scusami, pensavo fosse un amico mio. Ma non ti devi preoccupare. Tieni, ti ho portato questo. Ma cos'è? Valerio, è il tuo compleanno. Grazie, Rosy, ti sei ricordato. E come faccio a dimenticare? Ti ho tenuto in braccio, ti ho battezzato io. Baci, 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 baci. Silenzio. Sì. Gemma. Gemma, la mia compagna. Ciao, Valerio Pavazzini. Gemma, e tanti auguri, eh? Grazie. Buon compleanno! Grazie. Valerio, bevi. Bisogna festeggiare. Zio, chi se lo beve tutto questo vino, no? Valerio, bevi? Bevi? Facciamo un brindisi? Sì, dai, facciamo un brindisi, dai. Allora, brindiamo a Valerio, un nipote e un amico, il figlio che non ho mai avuto. Auguri, Valerio mio. Aspettate, ci vuole una foto. Aspettate, vi faccio una Facci la foto. vieni. Abbracciatevi. Facci la foto, Su. vieni Valerio. Allora. Vieni. Valerio, dai, un bel sorriso. Ecco così. Bravi. Oh, che belli che siete. No, lo zio, basta. Come basta? No, io non bevo più. Ma come non bevi più? Ma fa sangue il vino. Sì, lo so, ma non voglio più bere. Lo zio pensa che sono tutti come a lui. Che bevi e non si ubriacano mai. Ma il fegato ne risente, eh. Quante volte gli dico, Silvio, fatti 2 analisi ogni tanto, Io ma... ti dico no, perché ho paura degli aghi. Hai capito? Quello pure io. È di famiglia. Sì, ma un controllino ogni tanto sarebbe da fare. Tante cose bisognerebbe fare, ma non si fanno, eh? Valerio, ma mi ha detto tuo zio che sei uno scrittore? Beh, lo zio esagera sempre con i complimenti. Scrivo qualche recensione. È un saggista. Ah, sei un saggista. No, non sono un saggista. Scrivo delle recensioni di libri per un sito di letteratura, ma non... È un professore laureato in lettere. Ah, sei un professore. Certo. Sì, sono laureato in lettere, però non ho mai insegnato, diciamo. Beh, non è vero. Io sono venuto l'altra volta e stavi dando ripetizione a dei ragazzi. Vabbè, quelli sono dei ragazzi che aiuto a preparare degli esami universitari, ma non è che... professore.
Comunque, Valerio, scrive delle bellissime poesie. Ma sei un poeta. Non sono un poeta. Quando ero piccolo scrivevo qualche poesia così, però non è che poeta. Scrive qualche poesia. Ha vinto il certamen. Hai vinto il certamen con la tua poesia. È la gara, ti hanno dato anche la coppa. Che tua madre, che poi è mia sorella, andava in giro a far vedere a tutti questa coppa che l'aveva vinta Valerio. Valerio, quindi hai vinto anche un premio. Ma bravo! Bravo, Valerio! Valerio, digli una poesia. Fagli sentire una poesia. No, sì. No, la poesia no. Sì, dai, ti prego. La poesia Dai, ti no. prego. La poesia, Valerio. Ti prego, sì, dai. Dai. Quella della zebra. Oh, che è sì, bellissima. sì, Valerio, dai, ti prego. Quella della rana di Bitonto. Quella è bella. Valerio, dai. Lo zii, quanto ti serve? 1.000 euro. Sono ridotto male. Davvero. Me ne devi già 3.000, lo zii. 3.000 a te e 1.000 a tua madre. Lo so, te li do. Vado un attimo in bagno, posso? La prima porta a destra. Grazie. Ma dove la si trovata, Kes? In una festa, ma è una bravissima ragazza. Guarda, prestazioni erotiche altissime, al limite dell'acrobatico. E grande cuoca, quindi devi venire a mangiare da noi un giorno. Senti, lo zii, vedi che io a te di soldi non te ne do più. E questi che ti do non te li andare a spendere a carte a mignotte. E li rivoglio. Questi più 3.000. Ma certamente che dire avrai. Questi 3.000 e i 1.000 di tua madre, non ti scordare. E quando, lo zii? Non lo so quando. Quando ce li ho. Intanto ti giuro che te li do. E non ho mai tradito una promessa. Vabbè. Senti, ti faccio l'assegno. Come un assegno? Un assegno, come lo cambio io a quest'ora? Non ce l'hai contanti? Lo zii, ti faccio l'assegno, dove li trovo? Non ne ho. Almeno dammi 50, 100 in contanti, poi mi dai 1.000 in un assegno. Ti faccio un assegno da 9,50 e 50 in contanti. Va boh? Vabbè. Valerio? Disturbo? Bella stanza. Ma hai tu questo biliardo? Sì. Che c'è? Niente, volevo dirti una cosa, ma ti prego non dire niente a tuo zio, una cosa mia. Vorrei che rimanesse fra me e te. Va bene, di. Ecco, vedi Valerio, io ho avuto una vita molto movimentata. Ho perso entrambi i miei genitori in un incidente stradale, che ero piccolina, avevo neanche 6 anni. E così sono finita in orfanatrofio. Poi sono stata adottata, ma mia madre adottiva dopo neanche un anno è morta di tumore e allora mio padre adottivo è andato in depressione, così io sono tornata in orfanatrofio e poi sono stata adottata di nuovo e le cose andavano bene con la nuova famiglia finché improvvisamente... Sì, però Gemma, un riassunto, una cosa veloce. Sì, no, scusami, è che, sì, Valerio, la mia vita è un film, me ne sono successe di cose, credimi, ci si potrebbe scrivere un film o un romanzo, solo che io non sono in grado e allora ho pensato che potresti farlo tu, Che ne pensi? Io ti racconto tutta la mia vita e tu scrivi. Valerio, ne uscirebbe un romanzo di grande successo, credimi, è la volta che diventi famoso. I libri non li legge più nessuno. Le biblioteche stanno chiudendo, le librerie stanno chiudendo. Le case editrici, da mo' che hanno chiuso. Non è vero che mi hanno rimandato l'esame, mi hanno bocciato. Lo sapevo, lo immaginavo, mica sono scemo. Il problema è che io non ho tempo per studiare, Vale. Sì, però, frate miei, cioè, fai 1000 lavori. Il dog sitter, il babysitter, l'autolavaggio, la pizzeria, cioè... O studio lavori, va. Sì? E come campo, Vale? Ma poi perché ci tieni a lavorarti così tanto? Cioè,
Ti mancano 10 esami, 10. 11. 11. Poi scusa, un'altra cosa, no? Anche tu. Cioè vai a fare scienze della comunicazione. Scienze della comunicazione è andato a fare lui. Un conto mi prendi una laurea in lettere e vai da ammuffire in una scuola. Ma scienze della comunicazione, cioè chi te lo trova il posto di lavoro? Sì, ma non è per il lavoro, Valè, è che l'ho promesso a mio padre. Io gliel'ho giurato che mi sarei laureato e prima o poi a Taranto ci torno con quel pezzo di carta. Iva, tuo padre non sta più, però. E che c'entra? Le promesse si mantengono pure con i morti. La laurea gliela porto nella cappella. Dai, facciamo un brindisi. Che cosa vuoi brindare? Al tuo compleanno. Ma. Metti un po' di mozzarella in più, però. Hai ragione pure tu. A posto. Dan Brown, tu ci insegni che siamo troppi. Dow Jones, tu ci insegui coi tuoi rintocchi. Downtown, quelle sì che erano canzoni. Ti sognerò di nuovo. Io che corro non mi muovo. E non ho tempo però lo trovo. Non ho mai tempo però lo trovo. Tu che mi ridi in faccia. Pyongyang fosse solo col nucleare. Più in là di Pacifico solo il mare. Jean Paul porta ancora da bere almeno. Jacqueline canterà fino a che vivremo. Ma che succede, Valè? Questo è un gioco con le frontiere. È il compleanno mio. È il tuo compleanno! Auguri! Ti sognerò di nuovo. Prendi qualcosa da bere. Non mi muovo. E non ho tempo però lo trovo. Non ho mai tempo però lo trovo. Tu che mi ridi in faccia. Io che corro non mi muovo. E non ho tempo però lo trovo. Non ho mai tempo però lo trovo. Tu che mi ridi in faccia. A te, tanti auguri a te, tanti auguri a Valerio, tanti auguri a te. Non ho mai tempo però lo trovo, tu che mi ridi in faccia. Pyongyang, Jean Paul, Jacqueline, Jonesland. Dan Brown, Dow Jones, downtown, download. Pyongyang, Jean Paul, Jacqueline, Jonesland. Don't find già so, ti sognerò. Valerio, ma è vero che tu non esci di casa da un anno? No, non è vero, chi te l'ha detto? Ivano. Ivano esagera sempre. No, è che mi sembrava strano perché io sono una che sta sempre all'aperto, mi piace vivere in mezzo alla gente e pensa che ci sono dei periodi in cui a casa non torno proprio. Mi è capitato a volte anche di dormire sulle panchine nel parco, d'estate, E quindi fa strano conoscere uno come te, no? Uno come me. Uno come me. Ma perché tu pensi di essere migliore di me? No, no, assolutamente. Forse mi sono espressa male. Allora, insomma, capiamoci, no? Come ti chiami tu? Gloria. Gloria. Gloria.
Gloria, consapevole del fatto che io non dovrei nemmeno stare qua a perdere tempo con te, perché non ti conosco. Io ci ho messo una vita ad essere ciò che sono. E non permetto a nessuno di prendere a sassate la mia persona. Ma guarda, io non ti volevo giudicare veramente. Tu mi piaci. Mi piaci tantissimo, anche se non ti conosco. Che cosa? Sì. È solo che hai preteso da me delle cose che si danno nei rapporti reali, nonché consolidati. Ma che cosa ho preteso da te, scusa? Tu non ti puoi permettere di cambiare umore se io sono presa dalle mie cose. Tu non puoi cambiare umore se io sono preso dalle mie cose. Capito? In quest'ultimo romanzo Yari Bondi ci parla di una vita, probabilmente la sua, incredibilmente drammatica e ce la racconta con un'oscena sincerità. Una vita vista come una femmina gelosa che ti sorride solo quando si avvicina un'altra donna. Senti, Camilla, la morte. Valerio! E io me ne vado. Te ne vai? Dove vai? Forse è meglio che per un po' non ci vediamo. Non mi cercare. Ti chiamo io, ok? Ciao! Facciamoci una birra. Sì. Allora, Valerio, ascoltami bene. Tu non ti puoi permettere di cambiare umore se io sono presa dalle mie cose. Non mi puoi dire ogni 2 minuti, ok, me ne vado. Cioè, io a volte, Valerio, mi chiedo, ma cazzo, non sei nemmeno arrivato. Cioè, tu ci sei, lo capisci? Ci sei fisicamente. Ma ultimamente le tue reazioni mi hanno fatto molto pensare. E già che questo pensare sia avvenuto prima che accadesse qualcosa, è grave. Io te lo ripeto per l'ennesima volta, la nostra non è una storia d'amore, ma è una relazione. Io non sono la tua ragazza e non voglio essere trattata come tale. Lo capisci, Valerio? Lo capisci? No, non lo capisco. Valerio, l'amore è un'altra cosa. E ti dirò di più. Il fatto che tu ultimamente mi dici che ti sei innamorato di me mi fa capire come sei distaccato dalla realtà. L'amore è una cosa suprema, Valerio, diversa, l'unione di 2 anime. Tu non ti puoi permettere di dare così poco valore all'amore. Cioè, io nella mia vita mi sono innamorata una volta sola, Valerio. Una volta sola, una! Tu secondo me confondi un poco troppo i sentimenti con le sensazioni, la realtà con la fantasia, i progetti con i desideri. Tu sei cattivo, Valerio, arrogante, presuntuoso. E l'atteggiamento che hai mostrato è quello di un bambino capriccioso. E io non ci sto, Valerio, non ci sto più. Non ci sto. E vabbè, scusa, qual è la colpa mia? Quella di essermi innamorato di te? Allora tu non mi ascolti, Valerio, non mi ascolti proprio. Non capisci, non ci sei. Allora sai che ti dico? Che questa è l'ultima volta che ci vediamo. Il tuo tempo a disposizione è terminato. Stop! Basta! Tu non mi conosci, Valerio. No. Tu non lo sai che io ti avevo aperto erroneamente non una finestra, ma un portone. E per come sono schiva io a farmi avvicinare, credimi, Valerio, era tanto. Tanto. Ma tu non hai saputo apprezzare quello che per te era sempre poco, ma che per me era già troppo. Detto questo, Valerio, c'è solo una cosa che mi fa andare via definitivamente dalle persone. E non è la noia, Valerio, no. Ma è la mancanza di rispetto nei confronti di questa persona. Io adesso non starò qui a metterti in croce per le cose che tu hai fatto o che hai detto. Perché io non sono nessuno per giudicare, Valerio. Ognuno ha i propri motivi, sani o malsani che siano. Ma io ho diritto e dovere di proteggere la mia persona. E soprattutto di circondarmi di gente che mi fa stare bene, di cui ho fiducia. E che stimo soprattutto. E a te non ti stimo più.
Sei andato oltre, lì resti. Valerio, se io concedo timidamente le mie mani e qualcuno mi ci bacchetta sopra, c'è sta niente da fare. Io non è che faccio tanto casino. Io li ritraggo, Valerio, semplicemente. Per sempre. No, Alfio, non ti fidanzare mai. Ma quindi fammi capire, io ti piaccio o mi porti sulle palle? Perché mica l'ho capito. Lascia stare. Ragazzi! Ragazzi! Io vado a dormire. Dai, andiamo a fare una cosa. Dai, scendiamo qua sotto, qua vicino. Guarda, non devi fare manco le scale, prendi l'ascensore. Valerio! Dai, Valerio! Martedì 21 maggio 2019, il primo giorno dei Gemelli. Oggi a Roma è nuvoloso, ma si sente nell'aria il profumo della primavera. Eh sì, io all'orizzonte vedo già l'estate. Granite al limone, ombrelloni sulla spiaggia, bagnini muscolosi, belle ragazze in bikini, un bel mojito ghiacciato, la salsedine, le stelle cadenti, il profumo del mare. Tra un mese è estate. Valerio. Valerio. No, pensavo fossi Ivano. Ti ho fatto un regalo per il tuo compleanno. Che ieri Mano me l'ha detto all'ultimo momento della festa. Bellissimo. È femmina. La chiameremo Jasmine. Ti piace? Certo, sì. E meno male, va, così Alfio può parlare con qualcuno. Posso prendere un biscotto? Che non ho fatto colazione. Dai, faccio il caffè, va bene? No, grazie, il caffè no, non posso. Sono tachicardica. Non posso bere caffè, non posso fumare, non posso bere alcolici. Devo stare attenta, altrimenti il cuore mi inizia a battere a 1000. Pure io c'ho il cuore a destra. Devo assolutamente evitare tutti gli stress. E che lo dici? Anche io dovrei evitare lo stress. Fare una vita più tranquilla. Ma come faccio? La mia vita è un disastro, Valerio. Un vero disastro. 1000 lavori in giro per Roma. Ti fai un culo così per guadagnare 2 spicci e a fine mese non riesci a pagare manco l'affitto. E ci sono delle volte che mi tocca dormire un po' qua, un po' là. Dove capita? Meno male c'è sempre qualcuno che mi ospita. Meno male. Stanotte non so dove dormire. Posso stare qualche giorno qua da te? In che senso? Come? Tu mi piaci, lo sai. Mi fai tanta tenerezza. Perché non ci baciamo? Quelli baci veri? E quelli proprio con la lingua? Certo.
Però non mi sono lavati i denti. Che siamo troppi. Dow Jones tu ci insegui coi tuoi rintocchi. Downtown quelle sì che erano canzoni. Da un po' solo brutte ripetizioni. Da pan campioni dei campionatori. Download per sempre dentro i nostri cuori. Don Juan già lo so, ti sognerò di nuovo. Ti sognerò di nuovo. Io che corro ma non mi muovo. E non ho tempo però lo trovo. Non ho mai tempo però lo trovo. Tu che mi ridi in faccia. Pyongyang fosse il solo col nucleare. Più in là di Pacifico solo il mare. Jean Paul porta ancora da bere almeno. Jacqueline canterà fino a che vivremo. Jocelyn, questo è un gioco con le frontiere. Già tu l'hai capito e fai le crociere. Don Juan già lo so, ti sognerò di nuovo. Ti sognerò di nuovo. Io che corro ma non mi muovo. E non ho tempo però lo trovo. Non ho mai tempo però lo trovo. Tu che mi ridi in faccia. Io che corro ma non mi muovo. E non ho tempo però lo trovo. Non ho mai tempo però lo trovo. Tu che mi ridi in faccia. Amo il secolo che vivo, giuro. Anche se sembra cattivo. E se non esco a vedere le stelle, devo cambiare la pelle. Devo soltanto cambiare la pelle. E se a dicembre giriamo in mutande,